Buongiorno. È colpa mia. Oggi È colpa tua. Max, mi hanno detto che hai composto una canzone. Non è vero un cacchio, non dire No, dimmi. A me sembra la sigla di Pinocchio di Comencini, mi pare. Se fosse di Comencini, non me lo ricordo. Salutiamo Mago Odorico che è in diretta, grande. Buongiorno. C'è Matteo che sta guardando, lo salutiamo. Grande Matteo. Allora siamo qua in diretta per dirvi che cosa, che nell'ATP, A proposito di ATP, scusa se ti interrompo, ma interrompi. martedì sulla Gazzetta c'è cosa il ha fatto? taccuino. Chi? Io non l'ho fatto. Io il taccuino ce l'ho in borsa, il taccuino ce l'ho qua dentro, dove vuoi che ci abbia il taccuino? Saluta intanto Matteo, ciao a tutti. Ecco, ciao Matteo, bravo. Vai, dici dell'ATP. Allora, ATP dicevo. Buon addio, sta vincendo. De Minaur, australiano, batte Ruud 2-7-0, 6-4-6-4, dimostrandosi in grandissima forma dopo aver perso la finale contro Sinner poco tempo fa. Un tipo che è numero 3 del mondo, tipo. Sì, tipo. Ecco, numero 9, adesso quindi lui vuol dire guadagna altri 500 punti ATP e questo è molto bene, vuol dire che punti? 500. Non 1000. No, perché è un 500. Ok. Stai zitto. E vince ad Acapulco. Dove? Dov'è Acapulco? In Messico. Ah, Mexico. Poi c'è Santiago del Cile che ancora la finale deve essere fatta perché stasera giocheranno Baez contro Tabilo, I don't know. Quindi questo è Tabilo e questo qua è quello che succede diciamo nel mondo ATP. Poi VTA? abbiamo, attenzione da ricordare che Gigante è uno grande, cioè uno alto, Gigante. gigantone, arriva a fare la terza finale, insomma fa un'altra L'abbiamo visto a Cordenons. Gigante cosa fa? A Tenerife 3, qui a Tenerife ogni settimana Tenerife 1, Tenerife 2, Tenerife 3, tra un po' faranno Tenerife 4. Chi più ne ha più ne metta a Esatto, Tenerife. vede che ogni settimana non hanno un cacchio da fare e adesso Gigante che giocherà contro Kukushkin che è un kazako. Le coccole, quella o le No, quelle erano le VVZ. Comunque se volete aprire un'attività senza tasse, andate in Gibilterra e potete fare. A Gibilterra. Scusa, sorry. Andate a Gibilterra, vero? Sorry, I don't know. Anyway, basta. E questi sono i maschi. Vediamo invece per quanto riguarda il WTA a Gibilterra. Ma perché mi correggete? Siete proprio bastardi. Allora aspetta un attimo. Stamattina è carico, No, ma non c'è. VTA, eccolo qua. VTA invece abbiamo una. Nel frattempo, traffico di punta che neanche in tangenziale. Allora, nella VTA grande raccordo abbiamo la anulare. Bolter inglese contro la Kostiuk. Quanto Kostiuk? Buongiorno e buona domenica. Domani si va a San Siro per la prima volta. Darko, attenzione, prima volta a San Siro. Mitico Darko. Però attenzione, vabbè, non posso dire perché qua c'è il presidente. Esatto. Allora dicevo Bolter che gioca in finale contro Kostiuk Con la Bolter. San Diego. Ricordatevi che ma va, smettila, che la Bolter, no? È la fidanzata di De Minao. Ma certamente. E quindi grandi risultati in famiglia. Esatto, quindi finale tutto vuol dire che si stanno allenando bene. Non era come Berrettini che lui andava su e lei l'altra. Non dire troppe cose. Non dire il gatto se non ce l'hai nel esatto. sacco, no? O nel sacco se non c'è il Invece, gatto. ragazzi, a Austin in USA giocheranno in finale, attenzione, Wang Wing e Jung, si capisce la mazza? E sono due cinesi forse. Fatemi vedere, sì, due cinesi. Cinese, vediamo, Cina. Zhangzhou, provincia di Cina. Vabbè. Quindi finale tutta cinese a Austin? Austin, sempre nelle USA. Quindi voglio dire, questi sono più o meno. A proposito di USA, mi metto in mezzo per dirvi che un certo LeBron James stanotte ha 40.000 punti in NBA, quindi per il basket. Adesso però siamo seri e darò altre due notizie simpatiche. Bombe. Super Tennis si toglierà dal satellitare di Sky perché non si sono messi d'accordo
quindi non sarà più visibile sul satellitare perché non si sono messi d'accordo per la visione degli ATP, visto che Sky Sport Tennis le ha acquisite tutte le partite, quindi non si sono messi d'accordo e allora a questo punto, siccome è offesa, se ne va. D'altronde finalmente cominciavamo a vedere anche dei challenger che volevamo prendere io e te, Rico, vedi, ce li hanno rubati proprio su... Ma giusto per qualche centinaio di migliaia di euro, voglio dire. E noi volevamo commentarli, dica che cacchio vuoi? Allora, È poco di supporto stamattina, allora, Io, lui. Però ha pagato il caffè, parliamo invece di Formula 1, dai. Dai, si furla un quella è la tua area, è la tua area di pertinenza. Vai. Quello che è successo ieri in Formula 1, Max. Allora, 60 minuti fa sempre Giusto, un'ora. quindi ieri, dove si è corso? In A? Sì, ma non ti allontanare che non si sente niente, che l'ultima volta dovevamo diventare matti per corso. Dove si è corso ieri? Dammi un fazzoletto che mi devo soffiare. Ieri. Guarda Davide, oggi devo dire in Allora, dove si è formato... corso ieri? Dai. Che ne so? Bahrain. Bronzatissima. Bravi. Sotto i raggi. Vabbè, È tutto in diretta, come vedete non si era soffiato il c'è naso. Una roba struca. Sì. Primo Verstappen, secondo Perez. Terzo Sainz, quarto Leclerc. Quindi non è cambiato niente. Bevuti senza bere, dice Darko. Non era male. Spero di portare fortuna, ma cosa ha bevuto a colazione? Grappa e latte. No, ti assicuro che a meno che non ci fosse del contenuto strano all'interno del dolcetto che si è spaparacchiato, ecco, ha bevuto del Dopo semplice cosa è successo? caffè. Sì. Dopo ci sono state le strade bianche ieri di ciclismo. Sì. E lì Ecco, Davide. Ci ha fatto una bella cagata. Chi ha vinto? Ha stravinto, ha dominato. ha Dominato. partito da solo 81 km dalla fine Non ti allontanare. un grande Sì. Tadej Pogacar. Tadei? Che? Tadej Pogacar. Tadei. E- Giocava Tadei. Giocava Nel Tadei Siena, nella Fiorentina. Roma. Ah, scusa, Nel Ti, Roma. ti dice, Giocava. c'è un messaggio per Max. Zitti, fermi. Che passa un ragazzino che è amico mio. Però zitti. Ma non so se può venire in diretta per motivi di privacy. Guarda, Ecco, questo qua. è un tuo allievo? Ricordatevelo. Tra l'altro, Max, guarda cosa ha scritto nel berretto. Guarda Guarda cosa è scritto nel cosa ha scritto nel berretto. Che ha fatto? Lakers. No, è 40.000 di un LeBron. grande giocatore di basket, tra l'altro. Come si chiama? Come si chiama? Lui taglia più mento, perché taglia il mento, giusto o no? Lorenzo, ricordatevelo. Il magnifico. Segnate. Il magnifico. Il magnifico vedremo. Ciao Lollo, stammi bene. Grazie Lorenzo. Che ci ha concesso questa Grazie Lorenzo. Dopo il maestro ti manda il link. E quindi cosa stavamo dicendo? Dicendo appunto Tadej. che giocava nella Fiorentina, poi ha giocato Siena. nel Siena, poi Nella dove ha Roma. giocato Tadei? Nella Roma. Nella Roma ha giocato anche. Ma stavamo parlando di Tadei. Ah sì, esatto. Sì, esatto. Noi stiamo parlando delle strade bianche di ciclismo. Sì, bravo. E quindi è iniziato l'evento clou perché ricordatevi che poi a maggio ci sarà la partenza da Mortegliano. Da Mortegliano, del campanile più alto d'Italia. Comunque Darko ti ha detto che c'è roba buona dentro, mi sa, perché vista la tua ilarità... Nel particino c'è. Inter e Bologna, cosa dice. Cosa è successo ieri, Enrico? Beh, ci sono successo tante cose di calcio 5, tra cui noi portiamo di Sportissimo Channel una fortuna sfacciata Incredibile, perché hanno vinto tutte le squadre Adesso ospiti. vi spiego qual è. Perché poi adesso tutti vogliono venire in diretta perché dicono Ieri non ce l'abbiamo fatta. quelli vincono, tutti vincono, vanno a dire e vincono. Adesso ragazzi non potete venire le stesse squadre in diretta in contemporanea perché noi possiamo accontentare poca gente, cioè voglio dire, vince una, l'altra perde. Anche ieri un quarantello, un Esatto. quarantello. Se no rischiate poi che cosa? Rischiate che poi si fa il pareggio e vi viene la pareggite. Allora noi, naturalmente, viene la pareggite. Dottor Max in questo momento. E vabbè, guarda che c'è stato un momento che noi andavamo a fare le dirette intanto, ragazzi, se volete vederci, se volete farvi due risate, perché alla fine è anche questo il concetto, no?
commento con risata e gli passa la giornata. Commento con risata, andate a vedere una partita di calcio a 5 commentata da questi due. Specialmente quando non parlano, tipo i primi 10 minuti di Astra Beffed. Ecco. Ma non vuol dire. Non vuol dire, anzi ti dirò di più, se non parliamo è meglio da questo punto di vista, perché almeno stando zitti non si può fare errori, no? Ecco. Bravo. Comunque ricordo questi signori che ci hanno dato la lista come nessun altro. Sì, prima della gara, molto prima. Siamo riusciti a memorizzare i nomi in Ma 448, il capodanno. Gli hai sballati tutti. Anzi, chiedo scusa adesso apertamente Bravo, vai. a tutti i giocatori, quando sbaglio i nomi lo faccio anche apposta, perché fa parte del personaggio, quindi se a uno lo chiamo in maniera un po' storta oppure faccio una piccola battuta è perché noi non siamo Pizzul e Santo Tommaso, siamo Enrico e Max, voglio dire, che ne so, ecco, per cui si prende quel che cassa il convento, caro Enrico. Adesso facciamo così, io passo la regia perché è giusto vederti ogni tanto, se vuoi dire qualche cosa, Se vuoi mi giro la telecamera. Ti giri. No, ma era più comodo girare. Eccola qua. Ecco, Tutti vedete, insieme. No, perché comunque questo format, no, mi Qual pare è? che abbia funzionato, specialmente mi piace della domenica scorsa. Il format che Fu in Questo format. Lei Adesso formattavo il computer anni fa. adesso vado un attimo da Federico a vedere la Gazzetta. Vedete Federico che è sempre alacremente al lavoro. L'Inter tiene tutti e qua toccatevi, pressione massima. Stasera Napoli-Juventus. Federico, quindi martedì c'è il taccuino. Allora, per chi viene a prendere la Gazzetta da te c'è un omaggio con tutto il calendario ATP di tennis. Esatto. Ecco il taccuino, ma non è quello. Taccuino di Sinner c'è scritto nella Gazzetta, pagina X. Adesso lo troviamo, vedete Federico che questa edicola di San Vito al tagliamento, di fronte alla posta. Puoi far vedere questo coso? Cosa facciamo vedere? Udinese rischia? Udinese fischiata, Cioffi ora rischia. Che è successo? Eccolo qua, guardate il taccuino. Il taccuino. Di ecco il Sinner, un'occasione da prendere alla volée, giustamente, alla volée come Max, esatto. Quindi Max alla volée come la facciamo? La volée. così. Come la volei? La volée. Venite qua che sennò disturbate chi sta lavorando, poi c'è un traffico di punta, devo dire, dell'ora di punta, Poi scusa. naturalmente verrò denunciato dalla mamma di quel ragazzino. Lì sono affaracci tuoi e lui tenutario dei diritti, ve lo dico subito, a fronte di equivoci. E quindi cosa c'è da dire? Calcio 5 ha vinto il Pordenone 4-1 in casa con il CDM i Liguri e quindi secondo perché lo Sporting Altamarca ha perso. Sì. Quindi Pordenone secondo. Il Maccana ha vinto 5-2 in trasferta. Appunto dal vincere il campionato, diciamo, e quindi a essere promossa in A2 Elite. Non diciamo niente, ma Però sabato prossimo alle 15:30 a Prata sicuramente ci sarà il tutto esaurito. anzi, questo lo diciamo adesso, mi raccomando, tutti in massa a Prata. Anche David mi dicono verrà, Lui vorrebbe venire, ma noi abbiamo detto non lo sappiamo. Appunto, quindi io resto a casa Esatto, e così sì, faccio no. contenti tutti. Anche perché c'è Inter Bologna alle 6, Alle 6, sì. Bologna Inter. alle Vabbè, 6. ma lì finisce alle 5:30 più o meno, no? Sì, circa, considerando che sono due tempi effettivi. Tra una bottiglia e l'altra. Tra una pizzetta. Credo che ci saranno parecchi eventi, sabato. Però, però non si dice intanto. Neanche. Però, Quindi diciamo questo, che sabato prossimo purtroppo io ho degli impegni con la famiglia e non lo so se sarò presente, perché mia moglie mi ha già bacchettato. Dove vai che io non ce la faccio da sola? Esatto, Ecco, per ma dire- l'hai detto in diretta, purtroppo, attenzione. Però, Max, E dopo ieri è successo anche che il Naonis, che è stato da noi menzionato, ha vinto in Sardegna, a Monastir, e quindi Monastir, non Monastier. Serie C. Serie B, girone B, non poteva perché è regionale. regionale. Guarda che Davide ogni tanto. Proprio fu- ragazzo mi vuole E quindi terza vittoria per i ragazzi del DS di Rosa, del Quando vengono in DG. diretta da noi non ce n'è più per nessuno. Paolo Di- Terza vittoria consecutiva per i ragazzi che hanno lasciato l'ultimo posto e adesso attenzione perché le ultime giornate saranno sicuramente molto interessanti. Ieri c'era un derby anche a Ligugnana. Sì. Araba Fenice Pasiano. Chi ha vinto? Ha vinto 6-3 l'Araba Fenice in trasferta. L'Araba Fenice ha vinto. Quindi l'Araba Fenice si è aggiudicata il derby.
però quindi in la palazzetto- squadra di però Patrick ha vinto. la L'errore squadra qual di è stato? Patrick. Non ci hanno chiamato a fare il commento. No. Ah, perché lui non poteva. Vabbè, dai, non importa, dai. sì, non lui conta, il dai. sabato non può mai. Però devo dirti che è stata una bella partita e chiaramente se la sono giocata. All'andata ha vinto il Pasiano, al ritorno ha vinto Sono l'Araba. costretto a trovarmi un nuovo compagno di merende. Ce l'abbiamo lì in fianco, attenzione. Commento di Max e David. Attenzione. Io non ci sono mai, se ricordo. Altre cose che sono successe ieri, la Formula 1 abbiamo detto, ciclismo abbiamo detto, l'atletica argenti e bronzi nel mondiale indoor. Il calcio. Ah, cazzo, cosa è successo a Madrid? Ah, sì, no, a Madrid, non a Madrid. No, a Valencia. A Valencia. Ciao. A Valencia. Max nel frattempo, sì, Ah, però. Quindi, Quando il mare luccica? e tira forte il quando mare vento. luccica, E tira non forte- vedi le partite. No, cosa è successo? Che c'è stato all'ultimo secondo un'azione, un cross di... Adesso facciamo vedere la Sì, scena. è vero, guarda. C'è Bellingham, lì c'è l'arbitro, c'è Bellingham. Bellingham sta per tirare, e non ce l'ha fatta perché l'arbitro cosa ha fatto? Ha fischiato perché ha detto aspetta un attimo, no, sta per segnare il 3-2, no, non sia mai che bisogna rendere il campionato ancora un pochino Contenti quelli del Real Madrid, contenti dico. Sì, contenti, sì. Di chi? Quelli del Real, dico. No, Madonna, felicissimi come delle Pasque, naturalmente. Perché subito è Pasqua a fine mese. Esatto, bravissimo, bravo. E cambia l'ora. Che palle, sta cosa dell'ogni. Ma proprio a Pasqua quindi? Che due. Ah, La notte ok. di Pasqua, Enrico. Interessante. È interessante, devi già mettere l'ora avanti. Quindi in campionato invece l'Udinese ha pareggiato con la Salernitana 1-1. Cioffi è a rischio perché è capace di vincere solo con i più grandi e quindi naturalmente Venerdì il Milan ha vinto a Roma con la Lazio. La Roma invece... senza polemiche. Questo- Andrea, dedicato ad Andrea. Esatto, questo lo dico per i due amici, comunque Andrea e Luca. l'arbitro della partita Lazio-Milan è stato sospeso per più di un mese, per cui cosa significa? Che qualcosa è andato storto, diciamo. Però non si può dire, perché il Milan non si tocca E neanche. dopo? Alle 6 chi ha Chi ha giocato? perso? Alle 6 chi ha giocato? Quando? Monza-Roma. Ah, Monza. Ah, ecco, c'è da dire una cosa, invece questo... La cura De Rossi. Voglio essere proprio... Cioè, De Rossi da quando è arrivato ha perso solo con l'Inter, ovviamente, perché siamo imbattibili, però... Stai zitto, non dire così. Allora, no, perché dopo porti sfortuna. Allora, no, quindi non siamo imbattibili. Diciamo che siamo brevetti, dai. Per cui la Roma sta veramente facendo un percorso eccezionale, quasi perfetto, con la cura De Rossi, perché ha vinto la Coppa, Esatto. è riuscito a vincere in campionato tutte le partite, dicevo, tramite quella. Quindi voglio dire, che significa questo? Che forse Mourinho è arrivato al capolinea? Probabilmente sì, perché non, Però- non solo questo. Non so, Davide, vuoi salutare qualcun altro? Queste due cose importanti, Però- che Mourinho, Chi? Mourinho, Giuseppe. io quanto li voglio bene, per l'amor di Dio, però c'è da dire che le sue squadre ogni volta in campo a lamentarsi degli arbitri e di quello che Ciao. succede, di quello che non succede, mentre De Rossi ha dato una nuova linfa, un nuovo Sì. approccio dove dice non ci si deve lamentare, bisogna guardare avanti. Ciao. È inutile fermarsi per poi lamentarsi e via, tac. Per cui Oh, ma quanta gente conosce Davide? Avrà salutato durante la diretta almeno 4 persone. E a proposito, Omago, grande mitico qua che il grande Matteo Dorico ha detto dai Roma, ma tifa la Roma? Certo. Ah, vedi. E ieri era Monza, Matteo, sì. Ah, però. a fare la Formula 1. Ah, non è a Monza. No, è a Monza è più avanti. È a settembre il GP, Rain Deer in inglese. significa- Sì, la Renna. Ciao. Senti, invece Torino-Fiorentina ieri sera, Ah, 0-0. e l'hai azzeccata? No, io non l'ho Vabbè, ma siete proprio bastardi. Nel senso, ma perché mi trattate così? Ogni tanto le sparo le cose. Infatti, Però cosa è va successo? dato atto Ma questo. cosa è successo durante Torino-Fiorentina, a fine partita? Non l'ho vista. C'è stato un abbraccio Sì, attenzione, fai la mimica, tra fai. i due tecnici, Sì? italiano e Juric. Proprio come voi due, sì. Durante, Vai, facci vedere. Lasciatelo cantare. Ma fai cosa? Ah, dico, scusa. Fai vedere al L'abbraccio pubblico. è Esatto, così. è l'abbraccio. Basta, si sono dati la mano. e Facciamo 0-0. Mi ricorda Io picchio De Sisti. Bravo. Te lo ricordi? Benfi, Lino Benfi. Picchio De Sisti. Lo picchio per Bellissima quella scena dell'allenatore nel pallone. Dopo oggi cosa c'è?
Oggi chi c'è? L'Inter gioca lunedì. Stasera c'è Napoli-Juve. Napoli-Juve. Non Tu cosa fate... hai messo? Io ho messo 1-2. Forse. Una doppia. Ah no, aspetta, ho messo X. credo. Tante cose. Salutiamo. Allora, sì, come, quando e perché? Ma tu cosa hai messo? X? Hai messo X? Non me lo ricordo, devo andare a vedere, mi pare che X sì. No, se vuoi dirci i pronostici come stanno andando, Monaco, Paris Saint-Germain l'abbiamo sbagliata tutti perché 0-0. è finita 0-0. E invece avevamo messo tutti e due a parte un 1-2, mi pare. Tu? Max ti Ho vedo sbagliato. No, è che non mi ricordo il Ti punteggio. vedo serio. David, il prossimo anno torni? No. Dove? No? Nella sfida pronostici, Non niente, torna. non torna. Nella sfida pronostici, tra Non l'altro. torno. Io il prossimo anno mi dedico all'ippica. No, ecco, dopo Attenzione, Varenne, lo chiameremo Varenne. questi 10 minuti sono Sì, abbondanti. ma tanto TikTok ormai non ha più il limite dei Esatto, 10 dopo minuti, TikTok. dillo. Esatto, quindi adesso noi, naturalmente, dopo questa puntata, abbiamo chiuso tutti i battenti, non ci vorrà più nessuno, manco i cani, per cui voglio dire, vi salutiamo, è stato bello rivederci. È stato Ma non c'è altro da dire, quindi abbiamo detto tutto di basket. Udine ha vinto, Udine ha vinto ad Agrigento. Udine. Udine Basket, Ha pareggiato l'Udinese. no? Udine Basket, esatto. Come LeBron, uguale, stessi movimenti. No, io il LeBron non ce l'ho. Bene, dopo questa direi che possiamo tranquillamente salutare tutti quanti. Vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali social perché come sapete ci sarà qualche diretta di Calcio 5, ma non diciamo voi dovete dove, capire come, questa cosa perché, qua. quando. Voi dovete capire lui Sì, si sta facendo perdonare, quindi fa il regista adesso perché io sono tutto il tempo lì. Devo dire che a San Vito aveva le gambe un po' anchilosate. D'altronde dopo i 50 è così. Anch'io avevo le gambe. Fra un po' fa gli anni, io pure, giusto per dire. Se volete Ma non farci un dobbiamo regalo, dirlo. Non dobbiamo ma dirlo. accettiamo volentieri, però il taccuino te lo regalo io, quello con il calendario ATP. No, Taccuino, allora il taccuino te lo regala lui. Oh, con sti taccuini. Ma almeno mettici un po' di soldi. Esatto. Allora, il taccuino glielo regali tu e lui te lo regala a te. Esatto, quindi un Vedi? bel regalo non si rifiuta. A caval donato Non si guarda in? bocca. Dove? E quindi Max Però, ma- andiamo a vedere il mercatino dell'usato che c'è qua a San Vito. Ok? Chi c'è al mercatino dell'usato? Vuoi fare un po' di pubblicità? No, niente, non si pubblicizza. Vai. C'è il Via, buon via, via. Tony che Tony, salutiamo, Tony. quindi andate a comprare Ciao, da Tony, Tony. perché è il mercatino top. E salutiamo chi si è visto in diretta Chi è e stato? ci guarda in differita. Max ha mangiato Chi ci qualcosa guarda, il cui dal contenuto Canada. e ci guarda dal Canada il grande Fabio che avrà visto sicuramente il match di LeBron. Sì. 40.000 punti in NBA. LeBron. Esatto, Madonna. come da ultima diapositiva di Max. E quindi niente. oggi tanto sport, il clima sta tenendo e l'estate Sta arrivando? sta arrivando. O sta finendo? Devo dire che è pieno di gente in diretta, Sono tutti lì che ci Vabbè, stanno guardando le gag. le gag, gag, e dopo se le riguardano, esatto. Bene, ci rivediamo per la prossima diretta Bene. di Calcio a 5. Ciao, ragazzi. E invece Calcio 11 per un po' magari di pausa. Ciao a tutti e saluto anche il buon Davide, grazie come sempre. Enrico. Sì. Federico. E Federico anche, che vedete che sta sempre lavorando e quindi lo lasciamo lavorare. Un saluto a tutti qua da San Vito al Tagliamento. Ciao. Ha deciso che non vuole più smettere la diretta, vuole infatti, continuare stanno tutto il davanti. giorno. A random, Via, via. facciamo random. Infatti siamo sempre meno, tra un po' saremo a zero. C'è anche Federico, Neanche però, noi che siamo sta qua. guardando. Ciao Fede. Federico, Oh. bravissimo. Sì. Ecco. Non so se si è visto, ma eccolo qua. Salutiamo Francesco a proposito, suo fratello da Trieste. Ciao a tutti. Max, vuoi salutare, ultimo saluto al volo? Vuoi dire l'ultima fesseria della giornata? Appunto, le necessità è sempre tante. No, non voglio dire Non niente. vuoi più dire Non niente. voglio dire. Ci vediamo alla prossima puntata. Forse non Seguite, ci... mettete quella aspetta. campanellina, la forse campanellina. Dopo questa puntata non ci vedremo mai più. E cosa volete che vi dica? È stato bello. È stato bello, ci siamo divertiti oggi, è stato il massimo. Esatto. Questo per dimostrarvi, volete avere il commento serio e divertente. È tutto Esatto. lì. Fate una scelta, a lui date niente, a me date tutto. Arrivederci e grazie.